mattina a casa mia viene sempre zia Lucia, tiene una figlia che mi piace, ma per lei io sono piccolo. Lei con me vuole giocare, perché tutte le mattine lei si infila nel mio letto e vuol fare un bel giochetto. Con la scusa che son piccolo, le mie mani si distraggono, se ne vanno dappertutto nel suo corpo e mi dice che io sono il suo giocattolo. Sì, d'accordo come dici tu, io gli dico che vado un po' più giù, tu però stai attenta che questo giochetto qualche volta ti combina un bel scherzetto e poi nasce un bel maschietto. Ma ho paura che la mattina se ne accorge zia Lucia che la sengazza fa cose pazze e ciò dice a mamma mia. Ma io che ci posso fare se con me vuole giocare? Scendi ancora un po', mi dice che non c'è niente di male. Con la scusa che son piccolo, le mie mani si distraggono, se ne vanno dappertutto nel suo corpo e mi dice che io sono il suo giocattolo. Sì, d'accordo come dici tu, io gli dico che vado un po' più giù, tu però stai attenta che questo giochetto qualche volta ti combina un bel scherzetto e poi nasce un bel maschietto. Scusa che son piccolo, le mie mani si distraggono, se ne vanno dappertutto nel suo corpo e mi dice che io sono il suo giocattolo. Sì, d'accordo come dici tu, io gli dico che vado un po' più giù,